punto di vista logistico il gruppo ha cominciato a incontrarsi, rappresentanti di 7 aziende sanitarie, e ha cominciato ad analizzare quali erano i parametri previsti dal gruppo INPS. Questi parametri hanno dovuto essere tradotti in termini di linguaggio, ma soprattutto in termini di semantica, per essere aderenti alla realtà del Veneto. E soprattutto poi si è cercato di analizzare quelli che sono le misure utili e sensibili dal punto di vista dell'utente finale, cioè capire quali di quei valori non erano puramente valori interni all'IT, ma erano valori che potessero essere sensibili all'utilizzatore delle applicazioni. I risultati sono stati un gruppo di circa 200 indicatori che sono stati poi compilati online dalle 23 aziende sanitarie. Il risultato numerico è una parte del risultato raggiunto, perché la discussione e quindi la condivisione di certe logiche, di certi processi legati all'IT è stata l'altra parte molto utile e importante di questo gruppo di lavoro. Il fascicolo sanitario è un insieme di dati, ma è anche un insieme di organizzazione di processi. Questi processi, questa organizzazione stanno nelle aziende sanitarie e quindi questi processi devono funzionare nelle aziende sanitarie. Ciò che è emerso dalle misurazioni INPS e soprattutto dalla parte anche dei dati aggiuntivi elaborati dal gruppo di lavoro è stato proprio identificare le criticità che possono essere insite nelle aziende sanitarie al fine di raggiungere una qualità dei processi che portano al fascicolo affidabile ed elevata.